Una squadra da sogno alla fine della cavalcata ha potuto vivere e essere parte di un sogno. Per la terza volta nella sua storia il Venezia Football Club ha conquistato la vittoria del campionato di Serie B. La città ha donato alla società, squadra, giocatori, staff tecnico, l'onore e il privilegio che spettano solo ai più grandi. Per festeggiare la promozione e il conseguente ritorno in A dopo un solo anno, prima il corteo lungo il Canal Grande con un centinaio di barche a remi a scortare i giocatori, poi in piazza San Marco, l'abbraccio della città e dei tifosi arancione-verdi davanti a oltre 4.000 persone in festa. Registi di questa impresa, il direttore sportivo e general manager Filippo Antonelli, al quinto campionato vinto in carriera, con il mister Giovanni Stroppa, seconda promozione in consecutiva, e il direttore dell'area tecnica Cristian Molinaro. L'abbiamo vista commossa. Sì, perché lo scenario, tutta questa gente, questa promozione voluta dal primo giorno, sono veramente contento e non volevo tenermela dentro. Lui chi è? È mio figlio Angelo. È una dedica anche per Angelo e tutta la sua famiglia. Angelo, Maria, Giulio e Francesca. Abbiamo parlato un po' anche dell'anno prossimo già col mister. Sì, piano piano adesso ci incontreremo nei prossimi giorni. È stato il corteo. Bellissimo, bellissimo. È stato un grandissimo lavoro di squadra come è da ormai 4 anni, da quando anche Filippo è arrivato in società. C'è una grandissima coesione, c'è stata una grande voglia di dimostrare che la retrocessione dello scorso anno non ci aveva scalfito e quindi dal primo giorno c'era una grandissima volontà con un allenatore che conosce benissimo la categoria ma che sa dare un'impronta chiara alla squadra, un gruppo fortissimo di ragazzi e non solo di giocatori. Dal ritiro c'era la sensazione di aver messo su un qualcosa di importante, poi accompagnandoli tutti i giorni e vedendoli tutti i giorni ti rendi conto della forza che un gruppo come questo ha, quindi è stato un crescendo. Un'emozione dietro l'altra fantastica, unica, è incredibile, non ci sono parole perché comunque è qualcosa di unico, bellissimo, bellissimo. 82 punti in 38 partite, frutto di 24 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. Migliore attacco della B con 77 gol segnati e difesa meno battuta del campionato, solo 31 i gol incassati. Andrea Adorante, eletto miglior giocatore. Sotto il cielo di San Marco la squadra ha sollevato in un tripudio di coriandoli arancione